uno studio innovativo raccontato attraverso un video di interviste per illustrare le opportunità disponibili per le nuove professioni, sia in termini di spazi fisici che di creatività, ma anche per evidenziare le iniziative in corso nel territorio a sostegno di queste realtà emergenti. Il progetto, voluto congiuntamente da CNA e Confesercenti con il contributo della Camera di Commercio Venezia Rovigo, è stato commissionato dallo IUAV e presentato ufficialmente questa mattina a Mestre durante una conferenza stampa. Tra i partecipanti l'assessore comunale alla promozione del territorio Paola Mar, il direttore della Confesercenti Metropolitana Venezia Rovigo Alvise Caniello, il direttore della CNA Metropolitana di Venezia Roberto Paladini e il docente dello IUAV Guido Borelli, autore del videostudio insieme a Pietro Carra. Assessore Mar, fare squadra per le nuove sfide del mercato del lavoro. È molto significativo, ha sottolineato l'assessore Paola Mar, che per il secondo anno consecutivo prosegue la collaborazione tra CNA e Confesercenti. Affrontare le nuove sfide del mercato del lavoro richiede un lavoro di squadra e l'amministrazione comunale ne fa parte con grande convinzione. Negli ultimi anni abbiamo lavorato non solo per creare nuovi spazi per le nuove professioni, ma anche per dare loro visibilità. Basti pensare ai circa 2500 eventi annuali organizzati in città, distribuiti su tutto il territorio con una prevalenza in terraferma, un impegno che ha prodotto risultati significativi permettendo alla collettività di riappropriarsi di spazi un tempo dimenticati come i parchi. Il video, testimonianze del neo-artigianato mestrino. Il video, della durata di circa 20 minuti, raccoglie le testimonianze di vari protagonisti del neo-artigianato, una realtà che fonde abilità manuali tradizionali e tecnologie avanzate, sia nella produzione che nella promozione sul mercato. Non solo il racconto della loro esperienza, ma anche consigli, suggerimenti e spunti per chi desidera intraprendere la stessa strada. CNA e Confesercenti, il video sarà diffuso per dare sostegno a chi vuole iniziare. Diffonderemo questo video attraverso i nostri canali e sui social, hanno dichiarato Alvise Caniello e Roberto Paladini, per far sapere che le nostre associazioni sono presenti, pronte a supportare chiunque voglia accettare questa nuova sfida. È anche un modo per contribuire alla rivitalizzazione della città, considerando che attualmente circa un quinto dei 700 negozi tra via Piave e viale Garibaldi è chiuso. Protecta, scelta sempre da più famiglie e imprese per proteggere la propria casa e la propria attività dai furti e per vivere con maggior serenità. Tecnologie avanzate, monitoraggio professionale ed esperti pronti a intervenire in qualsiasi momento. Solo 60 secondi dalla verifica dell'intrusione all'invio delle forze dell'ordine. Contatta Protecta per un consulto adatto alle tue esigenze. 800 778 779. Affidati a Protecta, sempre al tuo fianco. Siamo sempre a Cavarzere, il sindaco comunali, e nell'ultima intervista avevamo fatto un po' il punto della situazione di diverse opere pubbliche, alcune iniziate, alcune già avanzate. Sappiamo che il ponte a breve sarà finalmente riconsegnato, siamo tutti contenti. Ci fai un attimo lo stato dell'arte dei vari finanziamenti, impegni che avete? Sappiamo che vi siete impegnati molto. Certo, allora abbiamo il cantiere di via Matteotti, che è stato quello già ultimato, consegnato e collaudato alla città. Abbiamo il ponte, diciamo che il cantiere è più delicato perché ovviamente taglia a metà Cavarzere da San Giuseppe, quindi capiamo le difficoltà, però era un intervento che necessitava e doveva essere fatto per forza. Siamo in ultimazione dei lavori, quindi mi auguro che tra qualche settimana venga aperto la circolazione. Abbiamo poi i lavori del PUI, dei piani urbani integrati dello stadio di Via Spalato, i lavori della sistemazione della tribuna sono già ultimati, la creazione del campo da padel è già stata ultimata, stiamo ultimando l'impianto di irrigazione del campo perché abbiamo trovato qualche problema sotto il terreno, quindi stiamo facendo delle analisi per verificare, ma insomma entro l'estate dovrebbe essere a posto. Abbiamo la mensa e anche lì stiamo correndo per cercare di avere entro l'estate la mensa pronta per iniziare il nuovo anno scolastico nel migliore dei modi. Abbiamo i lavori della Sinistra Adige, della messa in sicurezza, che prevedevano asfaltature e apposizioni di guardrail che inizieranno poco prima dell'estate per avere, insomma, sono lavori che dureranno poco perché l'asfalto e i guardrail in qualche settimana verranno installati e quindi prima dell'estate dovremo consegnare alla città. E abbiamo, diciamo, il Pinqua, che è il
progetto un po' più importante, 2 stralci, via Cavour e via Marconi. Via Cavour è iniziato, già demoliti le opere, diciamo, gli edifici esistenti, via Marconi sta per iniziare, quindi insomma siamo in linea con quella che è la scadenza del 31 del fine marzo del 2026. Poi abbiamo dei nuovi finanziamenti che abbiamo richiesto, nello specifico sono 3. Abbiamo aderito alla legge 39 che prevede la messa in sicurezza sempre della sinistra Adige, quindi vogliamo ultimare per avere i 14 km di strada completamente sicuri, tutti asfaltati, e lì abbiamo chiesto 1 milione di euro con un finanziamento di 500.000 euro da parte del Comune. Abbiamo poi aderito al bando regionale per lo sport, sempre nell'impianto di Via Spalato, dove poco fa vi ho detto che è stata ultimata la tribuna e il campo da calcio. E è presente tuttora una pista di atletica. Abbiamo chiesto circa 750.000 euro con finanziamento regionale per creare una pista di atletica nuova. L'idea mia, il sogno mio è quello di creare proprio una cittadella dello sport nel quale si possono raggruppare sportivi amanti di più discipline, quindi dal calcio, dal tennis, dal padel, dall'atletica, dal basket, e lì ci sarà una novità che a breve vi dirò, e quindi insomma creare un polo attrattivo per i più giovani ma anche per i meno giovani. E infine poi abbiamo anche chiesto un ulteriore finanziamento, sempre delle aree dismesse a finalità industriale, per l'ex macello di via Marconi, dove c'è un finanziamento che presenteremo in realtà a breve, perché scade a breve, ma abbiamo già fatto una pre-richiesta, una pre-autorizzazione per un progetto di social housing molto importante. Complimenti, veramente una città relativamente piccola, parliamoci chiaro, Cavarzere non è che sia una metropoli, ma comunque avete tanti impegni, e complimenti veramente, perché insomma vuol dire che dietro c'è tutta una squadra che lavora, perché arrivare a fare tutte queste cose vuol dire che c'è un impegno grande sia da parte dell'amministrazione ma anche da parte degli uffici. L'impegno sicuramente da parte dell'amministrazione c'è, gli uffici stanno lavorando sicuramente giorno e notte per portare a casa più finanziamenti possibili. L'indicazione e l'atto di indirizzo della giunta, che mi pregio di rappresentare di tutta l'amministrazione, è quella di non perdere nessun treno, quindi noi cerchiamo di partecipare a tutto, speriamo di portare a casa più finanziamenti possibili, però diciamo che già i 6 cantierati sono per circa 10 milioni di euro, in un quinquennio verranno progettati, cantierati, realizzati, quindi credo che sia un grandissimo obiettivo per la nostra città. In questi giorni ci sarà questa svendita, questo svuota tutto sulla merce esposta e anche su quello che ho da magazzino. Perché? Perché ci sarà la nuova collezione 2025 che ti farà sbalordire. Dunque in questi giorni potrete approfittare delle promozioni che ho e dunque fare il vostro affare migliore. Però fra qualche settimana arriveranno anche tutti i prodotti nuovi e ci saranno importanti novità. E allora vi aspetto qui nel mio negozio. In questi giorni, appunto, come vi ho detto, farete il vostro affare migliore. L'Emilia una notte in Viale Mediterraneo. Vi aspetto. Lamentele da parte di molti negozianti per la nuova, tra virgolette, tassa sulle insegne. Da un pezzo non sembra venisse richiesta, ora sta arrivando con tutti gli arretrati non pagati in questi anni, in cui sembrava fosse stata dimenticata. Le lamentele, più che la tassa, riguardano i metri quadri sanzionati, anche più del doppio rispetto all'utilizzato effettivamente, e vetrofanie a quanto pare inesistenti. Voce di Popolo afferma che ci siano stabilimenti e strutture alberghiere che sono state sanzionate per decine di migliaia di euro. In questi anni non sono però mai stati inviati avvisi di pagamento, fatture, ma ora solleciti con tanto di mora e spese di notifica. Tasse anche sulle tende e anche a chi sembra stare dentro ai 5 metri quadri che non prevedono pagamento. Mandare gli avvisi in ritardo, non richiedere un pagamento, dicono i commercianti, sembra essere una mancanza dell'ente sanzionatore, quindi perché mettere in conto anche una mora se il ritardo del pagamento non è una colpa di chi dovrebbe essere in regola? Attendiamo comunque chiarimenti da parte di chi di dovere. Biasion Soccorso Stradale, convenzionata con le principali assicurazioni di assistenza stradale, garantisce il soccorso 24 su 24, 7 su 7, con professionalità e competenza. Carrozzeria Biasion e anche molto altro a Piove di Sacco, Padova, Ponte San Nicolò, Cavarzere, Chioggia, Campolongo Maggiore. Non molti giorni fa sono stati riconosciuti i locali storici della Regione Veneto, locali che sono sul territorio da almeno 40 anni. Sono stati 3 quelli premiati nel territorio clodiense.
Ieri i titolari dei locali riconosciuti come locali storici hanno incontrato il sindaco Armelao e l'assessore al commercio Riccardo Griguolo. Il sindaco riconosce in essi, nei negozi di prossimità, un'importanza fondamentale per il tessuto sociale della città, punto di approvvigionamento, di riferimento ed ascolto, soprattutto per gli anziani e le persone che hanno difficoltà motorie. Troviamo leggermente riduttiva tale definizione. Si tratta di imprese che devono continuare a rinnovarsi a seconda di quelli che sono i cambiamenti della società, delle mode, delle esigenze, delle richieste, in una società che sta cambiando radicalmente le sue abitudini all'acquisto, ma anche alla scelta, con orpelli sempre più incisivi e spese gestionali sempre più pesanti. Siamo invece d'accordo sul fatto che ricoprano anche un ruolo importante. Le vetrine illuminate e i negozi aperti tengono in vita, in movimento, zone che altrimenti rischierebbero di cadere nel degrado. Chi è in possesso dei requisiti può fare domanda per ottenere il riconoscimento di locale storico veneto direttamente alla Regione, dal 1 al 30 aprile. Sono molte le attività a Chioggia che potrebbero ottenere tale riconoscimento e dall'assessore Griguolo viene diramato l'invito a segnalarsi. Le attività storiche che quest'anno hanno ottenuto il riconoscimento sono il Bazar Sandro e Antonella in Rivavena, attività che è stata fondata nel 1978, punto di riferimento in centro storico, la Forneria Murazzi, fondata nel 1972, prima solo panetteria, ora anche bar, e infine la Macelleria di Alessandro Daré. La prima fu fondata 78 anni fa a Cavanella dal padre del titolare Alessandro, dopo il ritorno dal campo di concentramento. Ora non solo macelleria ma anche raffinata gastronomia. Tutti loro hanno dovuto adeguarsi alle nuove esigenze per assecondare sempre la clientela e rimanere sulla breccia. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso, in cono, coppetta o con lo stecco. Era il 4 novembre 2024 e in consiglio comunale il nuovo dirigente della polizia locale, il comandante Luca Sattin, spiegò al consiglio comunale la grande novità di spostare parte delle attività del comando di polizia locale, che a suo dire aveva trovato 20 anni indietro. Vi metto nel link in descrizione sia tutto l'intervento del consiglio comunale sia il passaggio in cui dice che aveva trovato il comando 20 anni indietro. E in quel consiglio comunale spiegò che per tutta una serie di motivi, per la gestione delle multe, eccetera, eccetera, spostava gran parte delle attività a Venezia col comando della Polizia Locale di Venezia, col quale deve avere quasi una storia d'amore, visto che l'ultima festa della Polizia Locale, chi invita la banda? Invita la banda della Polizia Locale di Venezia, quando noi abbiamo la banda a Chioggia, al comune, che il comune in tutto l'anno gli dà 1.000 euro, qualcuno mi dice che li vuole anche togliere, perché sono comunisti, qualcuno dice che sono comunisti, quindi togliamo anche quei 1.000 euro e per la banda di Venezia ha speso 660 euro. Lasciamo perdere questo argomento, ci ritorneremo. In quel consiglio comunale il comandante Luca Sattin dice che praticamente con tutto il problema delle multe della ZTL, lui gli uomini non può le risorse umane ne ha poche, quindi si farà un accordo, una convenzione, la dà per fatta. Nel consiglio comunale vi invito ad ascoltarlo, la dava per fatta, una cosa di, e con questo avrebbero risolto tutti i problemi del mondo, tranne forse la fame del mondo, ma tutto il resto sembrava a sentirlo che avesse risolto tutto. In realtà, da come stanno andando le cose, non ci sembra che le situazioni stanno meglio, anzi il sindaco blaterava di fare il terzo turno anche per il prossimo inverno. Vedremo se riusciranno a mantenere il terzo turno anche durante l'estate, perché da come sono organizzate le cose sembra che sia molto difficile. Detto questo, sul albo pretorio online del comune di Venezia non appare nessuna ratifica nel consiglio comunale di Venezia di questo accordo tra la polizia locale del comune di Venezia e la polizia locale di Chioggia. Novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, oggi è il 19, quindi siamo a fine marzo, non si ha notizia di questa cosa.
un uccellino ci dice che il comune di Venezia non ne vuole sapere di fare questo accordo, però questa magari è una cattiveria. Voi sapete che è noto che il sottoscritto è ampiamente critico per motivi oggettivi verso il sindaco Armelao e anche verso alcuni di questi amministratori che veramente lasciamo perdere, non tutti, perché veramente c'è qualcuno che sta cercando nei limiti del possibile di fare il meglio che può. Però francamente, se a novembre il comandante Luca Sattin dice che farà questo accordo con il Comune di Venezia, da quel che possiamo verificare sull'albo pretorio online, abbiamo chiesto altre informazioni, il Comune di Venezia non l'ha ancora ratificato. Ecco, questa è la situazione, aspettiamo che qualcuno ci risponda. Nel frattempo invitiamo sempre il comandante Luca Sattin, quello che diceva che aveva trovato il comando indietro di 20 anni, se cortesemente qualche volta, non tutti i giorni, mette una pattuglia di agenti vicino al ponte dei Cavanis e sanziona, poi magari fa un bel comunicato, quelli che in bicicletta invece di usare la pista ciclabile usano invece la strada, il ponte, con tutto il problema delle corriere, delle macchine, eccetera, eccetera. Ci sono ragazzini, ma anche ci sono persone adulte. Non credo che, malgrado la mancanza di risorse umane che ci sono, sia un grande problema ogni tanto mettere una pattuglia, fare 3 sanzioni e fare un comunicato. Ecco, visto che ha trovato il comando indietro di 20 anni, magari questa potrebbe essere un'innovazione che ci porta un po' avanti. Confidiamo in questo consiglio che venga accolto. Ieri il sindaco ha mandato un comunicato con tanto di foto, di selfie con il ministro Salvini, in cui chiede più soldi per Chioggia, per la legge speciale di Venezia e Chioggia. Siamo ancora una volta di fronte all'ennesima fake news, l'ennesima presa in giro di questo sindaco che sempre di più è sotto gli occhi di tutti, si dimostra un perfetto incapace ad amministrare questa città. Allora, al di là che si presumerebbe che un sindaco, almeno i giornali di Lega, non li legge più nessuno, ma almeno un sindaco i giornali di Lega, e la situazione di mancanza di finanziamento per cantieri, opere pubbliche, è sotto gli occhi di tutti a tutti i livelli. Ne abbiamo già parlato 3 volte. Ci sono una strage di cantieri che in tutta Italia che devono essere finiti entro date precise, altrimenti perdiamo i finanziamenti del PNRR e mancano i soldi perché il governo non ce la fa fare tutto. Lo stesso problema ce l'ha tutti i paesi d'Europa. Ecco. Ma al di là di questo, come fa questo soggetto a venire fuori sulla stampa pubblicando queste scempiaggini quando nel bilancio comunale abbiamo 60 milioni di euro di leggi speciali di Venezia e Chioggia? Questi soldi non li sta spendendo, Blattera di Cittadelle dello Sport da 99 milioni su terreni tra l'altro privati di cui ha creato lo scompiglio, il caos, eccetera. Non risponde a quella famosa conferenza stampa che ha fatto l'imprenditore Ivano Bielo, in cui propone di fare dei campi sportivi all'Isola dell'Unione e sta zitto completamente, al posto dell'altra ipotesi portata avanti dal sindaco del Vertiporto. E soprattutto noi abbiamo un problema enorme che prima o poi salterà fuori, ed è il ponte su Brenta. Gliel'abbiamo detto in tutti i modi. Un anno fa, quando ancora pensavo che questo sindaco, ripeto, che fin dall'inizio abbiamo capito che non è un genio, pensavamo però che alla sua mancanza di esperienza e di capacità oggettive, con l'impegno potesse, diciamo, migliorare, circondandosi di persone capaci. Ecco. Le persone capaci le manda via, si circonda delle persone che sono sotto il suo livello, quindi vi lascio immaginare. E quindi il ponte sul Brenta prima o poi verrà chiuso. Potrebbe succedere domani mattina, perché se durante la notte passa qualche camion un po' più pesante, non si sa come va a finire.
E quindi noi abbiamo l'esigenza di fare quel benedetto ponte sul Brenta e anche per lo sbarramento del Cuneo Salino. Gliel'abbiamo detto in tutti i modi. Un anno fa, ripeto, quando pensavo ancora che questo sindaco magari con l'impegno sopperisse alle sue capacità, gli ho detto: prendi i soldi della legge speciale di Venezia e utilizzali per fare ai Salvini. Adesso si è fatto anche la foto con Salvini. Fate utilizzare quei soldi e poi lo Stato, quando li avrà, li userà. È assurdo che abbiamo 60 milioni di euro là e non andiamo avanti con i lavori. In questi 3 anni avrebbe potuto iniziare il lavoro, oltre al fatto di avere una barriera per il Cuneo Salino, che in questi 2 anni con le grandi piogge il problema si è leggermente limitato, ma non è che ci sarà sempre pioggia, domani magari c'è un'altra mancanza d'acqua e quindi tornando a bomba, questo come fa a chiedere altri soldi di legge speciale Venezia che non utilizza quelli che ha in conto? A parte il fatto che non gliene daranno perché non ce n'è, quindi utilizza quelli. Vi metto nel link in descrizione l'intervento, interpellanza del consigliere comunale regionale Jonathan Montanarello, che gli chiede conto di questa cosa e lui si sveglia, il sindaco si sveglia. Nel frattempo che ogni tanto scrolla il telefonino, vedete che guarda cosa scrivono i commenti su Facebook, e questa è la sua grande passione. Cosa fa? Gli dice che ha mandato una lettera, e però si fa le foto con Salvini. Ecco, questa è la situazione. Cosa potete? È vero che si prende 4.700 euro al mese lordi come stipendio di sindaco, e questo starà fino all'ultimo giorno, e della città che va a fondo non gliene frega proprio niente, però continuerà a farsi le foto coi cani, coi gatti, lo dico, gli mancano i cammelli, e adesso se l'è fatta anche col ministro Salvini. AF Energia ci trovate in Viale Mediterraneo 135 a Sottomarina, da lunedì al venerdì 8.30, 12.30, 14.30, 18.30. Offriamo il servizio luce, gas, prezzo fisso, prezzo variabile, telefonia, fibra o ADSL per famiglie, imprese e condomini. Qui da noi potete effettuare anche il pagamento delle vostre bollette a una commissione ridotta di 1,30 euro.